Buonasera a tutti, un affettuoso abbraccio virtuale per oggi. Domani comunque credo di poter intervenire per la delicatezza della tematica. Un ringraziamento particolare a Mariella che ha avuto la bontà di sottolineare la mia dedizione al servizio. Se non ho capito male è una dimostrazione di quello che si è raccolto nell'esperienza effettuata come governatore. Io ho vissuto un anno un po' particolare perché l'anno 2013-2014 è stato segnato da due eventi particolari. Da un lato l'evento del mutamento di ottica operativa dell'Ions che si è sviluppata poi negli anni successivi fino ai giorni nostri, con un service maggiormente operativo e concreto, con una proiezione ulteriore verso l'esterno da parte dei club, quindi nell'attività che essi svolgono. Dall'altro mi dispiace ricordare il primo naufragio di migranti che segnò una morte notevole nel Mediterraneo. Questo diede poi la possibilità di iniziare tutto un rapporto privilegiato con le istituzioni pubbliche. Ricordo infatti il contatto avuto con il prefetto di Ragusa e con il quale abbiamo offerto addirittura come distretto la possibilità di appoggio dei migranti e quindi il sostentamento degli stessi. Altro tipo di esperienza che ritengo sia significativo è il rapporto qualificato con le istituzioni. Ho sentito il FIP questa mattina e obiettivamente avere la interlocuzione con le istituzioni è fondamentale per la nostra operatività. Sotto questo profilo ho potuto stringere il rapporto poi in precedenza effettuato da chi mi aveva preceduto, da Pogliese, seguito poi dall'amico Ingrassia, nel rapporto con l'assessorato alla sanità per firmare il protocollo d'intesa sulla prevenzione, elemento veramente valido in cui i Lions possono mostrare obiettivamente la grande capacità operativa. Un protocollo che è stato poi articolato in vario modo e comunque sempre valido e attuale, e quella deve essere il percorso ovviamente che debbono tenere i Lions nel momento in cui vogliono operare a fianco alla pubblica amministrazione. È fondamentale fra l'altro sotto questo profilo di collaborazione il privilegio che io ho avuto di poter consegnare l'impianto di rilievo termografico ad infrarrosso nell'area del Messinese, provata da quella incredibile calamità, e che poi tramite l'attività iniziata con il governatore Di Pietro, con Pogliese e conclusa da me, si ebbe la possibilità di offrire questo ulteriore elemento di sostegno e di supporto all'attività istituzionale. Bene, notavo due ricordi particolarmente cari. L'attività, il rapporto con i Leo. Troppo spesso, e questo poi implica una perdita di affluenza dei Leo nei Lions, troppo spesso guardiamo i Leo con una aria troppo paternale, come se fossero dei ragazzini. Sono maggiormente operativi
e l'ho potuto constatare perché ho realizzato dopo tanto tempo che si operava un service congiunto, era un service sull'educazione stradale, ma erano particolarmente incisivi i giovani con i loro coetanei, hanno una veicolazione superiore. E allora la crasi, l'unione delle nostre risorse con quella dei Leo mi sembra che sia un valido strumento per poter fare quella funzione che spesso noi percorriamo nei confronti dei giovani. Ricordavo dal FIP il fatto del numero di club che vanno aumentando. Di censura, attirandomi anche i dispiaceri di tanti amici, ma sembrava che la cosa più strutturale, più incisiva sia quella di avere un numero dei club ridotto secondo le esigenze del territorio, ovviamente più numeroso, in modo tale da poter svolgere meglio e articolare meglio i service. Spesso c'è troppo desiderio in uno stesso territorio di aprire club diversi, più che altro per delle gelosie che non per il fabbisogno effettivo del territorio. E questo ci fa perdere di conoscenza, di possibilità di reclutare e parlare con le istituzioni. Nel momento che in una città